Assessore Gibelli, quest'oggi è una giornata, possiamo dire, di lavoro di questo progetto SMART. In sintesi, che cos'è? Perché la Regione ha deciso di investire su questa iniziativa? Allora, la Regione ha deciso di assumere anche il progetto SMART tra le varie iniziative che ha in corso, finanziate con Interreg o con POR-FESR, fondi europei, sulle imprese culturali creative. Le imprese culturali e creative raggruppano praticamente tutto il mondo della creatività, anche quella industriale. Cioè andiamo dal design fino alla produzione dei video, passando in mezzo a tutto il resto. Quindi non stiamo parlando solo di imprese culturali che possano produrre spettacolo, per capirci, stiamo parlando di imprese culturali a tutto tondo. I famosi 360 gradi, io di solito mi limito a 180 perché così siamo in piano e si vede bene, però appunto tutto il mondo che può proporre all'impresa e all'industria. Smart è un progetto che è stato pensato e strutturato proprio per favorire il confronto in prima battuta e poi l'incontro tra la creatività e l'impresa. Quindi c'è volontà di contaminare le due parti perché dallo scambio reciproco possono nascere idee valide tanto per la cultura quanto per il mondo dell'impresa. C'è la volontà precisa di mettere in contatto, perché se i creativi se ne stanno per conto loro e non si confrontano con le esigenze dell'industria, difficilmente poi si riesce a trovare un punto di collegamento tra i due mondi. E invece fa bene ai giovani verificare subito se la propria idea può avere seguito o non può avere seguito, e fa bene confrontarsi invece con le esigenze, al contrario. Le industrie rappresentano le loro esigenze al mondo creativo, per capire come ci può essere una collaborazione, un lavoro comune. Quanto pesa il substrato delle imprese culturali creative in Friuli Venezia Giulia per capire appunto il peso di questo settore? Pesa tanto perché si calcola in 1,8 miliardi l'anno, e anche qui ovviamente intese tutte ad ampio spettro, non stiamo parlando solo delle compagnie di prosa o delle orchestre, evidentemente, stiamo parlando anche dell'imprenditorialità che già fa uso di creativi, anche magari per piccoli aspetti, per dire il packaging innovativo di un prodotto. Quindi è un comparto importante, dobbiamo riuscire a spiegare anche agli operatori economici pubblici cioè privati e istituzionali, che è un comparto importante che ci dà valore aggiunto, oltre che PIL e quindi moneta sonante. Quindi possiamo dire che le imprese culturali sono impresa di per sé stesso. No, non possiamo ancora dirlo. C'è una larga parte del mondo della creatività che si è già strutturato ed è impresa, e siamo in un esempio di questo genere, e non a caso abbiamo scelto di venire qui a fare questa iniziativa. Il PAF è un esempio di impresa culturale strutturata. Cioè, un gruppo di artisti si sono consorziati, hanno deciso di tentare questa avventura perché sono state persone fortunate nella loro carriera e vogliono anche restituire un po' di quello che hanno avuto, e hanno creato questo luogo che è un luogo di incontro, un luogo di scambio. Se guardiamo il poster della loro iniziativa ospitata in questo momento, ci accorgiamo che per esempio il confine tra arte e fumetto è veramente labile.